Siamo presso la casa del Presidente del Senato, ex Presidente del Senato, attuale candidato alla Presidenza della Regione Sicilia, il Senatore Renato Schifani. Grazie per aver accolto l'invito e per la disponibilità che sta dando a noi e ai nostri telespettatori per sentire un po' come si vive questo momento di inizio campagna elettorale. Ecco, si aspettava che il Presidente Berlusconi la chiamasse in campo direttamente? Per la verità no, vero è che in questi ruoli si viene candidati e non ci si candida. Io non mi ero mai candidato, pensavo che il mio percorso fosse lo sbocco naturale di continuare a lavorare in Senato, dove ho avuto tanto, ho ricoperto il ruolo di capogruppo per 7 anni, il prestigioso ruolo di seconda carica dello Stato voluta fortemente dal Presidente Berlusconi. Assistevo sì alle dinamiche, a volte anche tese all'interno del centrodestra, ma non immaginavo che poi la scelta potesse ricadere su di me. Una volta che ho ricevuto la telefonata dall'amico Gianfranco Miccichè, subito dopo il Presidente Berlusconi, ho detto, mi è stato chiesto se me la sentivo, se accettavo, ho detto che non mi sarei mai tirato indietro e da quel momento naturalmente le mie giornate sono cambiate. Io sono un lottatore, quindi sono una persona abituata alle grandi sfide quando è chiamato. Sono stato chiamato e risponderò alla richiesta del mio partito, ma anche alla richiesta di tutti gli alleati che pubblicamente, commuovendomi, hanno subito manifestato di condividere questa mia candidatura, e cercherò di rispondere ai siciliani, lavorerò con loro perché non avrò avversari. Io non considero gli avversari politici nel senso che da combattere, gli avversari sono avversari che stimo, mi confronterò sui progetti, sui programmi, ma per me i veri avversari sono la disoccupazione, l'assenza di infrastrutture, i viaggi della speranza, le liste lunghe d'attesa, l'assenza di una pianificazione di crescita economica, una burocrazia valida ma che blocca la crescita del nostro sistema. Questi sono i miei avversari e spero di lavorare con i siciliani con coraggio ma con determinazione per risolvere questi temi. Ecco, si aspettava questo consenso da parte dei suoi alleati? Beh, devo dire, io con gli alleati, io sono un uomo del centrodestra, sono nato nel 96 con il maggioritario, quindi per me il centrodestra, l'unità del centrodestra è nel mio DNA. E ricordo quando da capogruppo di Forza Italia esprimeva il primo partito della coalizione, e sono nato e ho cresciuto con la lezione, con la logica di Berlusconi. Renato, facciamo se necessario un passo indietro sull'altare dell'unità della coalizione, siamo il primo partito, dobbiamo essere garanti dell'unità, quindi per me nel mio DNA c'è questa volontà e questa voler stare in politica nella logica di un'unità di un'area, anche perché l'unità della nostra area ce la chiede l'elettorato, non è soltanto una formula elettorale diversamente da come è a sinistra. Lei assisterà al dibattito dell'eventuale alleanza PD 5 Stelle, un'alleanza elettorale visto che politicamente a Roma hanno rotto, e quindi è evidente che naufragherà secondo me sul momento del consenso degli elettori. Noi siamo uniti perché ce lo chiede l'elettorato, perché l'elettorato vuole essere unito, perché si distingue su una piattaforma di valori condivisi. La legislatura passata, ancora in corso, ma il 25 si finirà, è stata caratterizzata in particolare da una forte litigiosità, in particolare proprio tra gli alleati. Ecco, questo sarà un nodo ovviamente da sciogliere, ma la sua pacatezza, la sua esperienza anche di Presidente del Senato sicuramente la colmerà. Ma guardi, io parto dal presupposto che tutti gli alleati della coalizione hanno pari dignità, al di là del massimo rispetto del mio partito, che è fondatore tra l'altro del centrodestra, quindi mi sento la responsabilità di tenere unita la coalizione come espressione di Forza Italia, che ha fondato con la discesa in campo di Berlusconi il centrodestra. Cercherò, come si suol dire, di tenere pazienza, cercherò di ascoltare e poi di fare la sintesi, perché è evidente che a giorni vi saranno le spinte, le tensioni sulle richieste d'altro. Io comincio a dire, tra l'altro dalla prima intervista che rilascio, e quindi lancio questo messaggio a voi, parlerò con tutti gli alleati, se dovessi vincere, di governo, espressione di governo, assessore eccetera, dopo che avremo vinto e non prima. La legge per fortuna non mi impone di indicare gli assessori, così come per i sindaci, e quindi rinvierò tutto, ma non perché non voglio decidere, ma perché ritengo che ogni momento ha il momento delle proprie decisioni. Presidente, ecco, questo fatto che si voterà anche per le nazionali all'interno del voto della Regione siciliana influenzerà in qualche modo l'elettorato siciliano, e se sì, in che modo? Ma secondo me, questo è il mio modesto parere, i grandi partiti che sono diciamo, identificati nella scheda delle elezioni politiche
avranno anche un trascinamento sulla scheda delle regionali, perché difficilmente l'elettore entra in cabina e vota un partito nazionale, sulle regionali vota un altro. E quindi i grossi partiti, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, altri, il PD, anche altri, godranno di questo trascinamento. Noi siamo fortemente fiduciosi sul fatto che raggiungeremo una percentuale tale da poter vincere, non dico al primo turno perché è monoturno naturalmente. È la prima volta che si vota d'estate, è la prima volta che si vota, è la seconda volta che si vota in coincidenza tra politiche regionali, si è votato quando è stato eletto il Presidente Lombardo, ma non ci trovavamo in piena estate. E dovremo combattere contro l'astensionismo. Correttamente Berlusconi ha chiesto che si potesse votare anche la mattina del lunedì, non c'è stata data risposta, ma io mi auguro sino alla fine che possa essere recepita questa richiesta da parte del Governo, perché la gente diciamo ancora a fine settembre si trova quasi in ferie e poi dobbiamo combattere un principio, un pericolo, l'astensionismo. Le ultime elezioni amministrative, le ultime elezioni anche non solo palermitane ma quelle nazionali hanno dato un dato impressionante, l'astensionismo. Quindi secondo me se si dà più tempo agli italiani per riflettere, per eventualmente tornare a votare lunedì mattina, non sarebbe male, perché la democrazia si deve aprire anche agli elettori, non si deve chiudere limitando anche gli spazi di riflessione e di scelta. La speranza è che non succeda quanto è successo al referendum, che per via del Covid, per via anche della famosa partita diciamo del Palermo, moltissimi seggi sono andati deserti perché c'è stata un'emergenza da parte della prefettura. Pochissima gente, sì, esatto, noi vorremmo evitare questo, ma ripeto, a memoria d'uomo non ci sono precedenti per cui alle elezioni politiche, cioè le nazionali, si sia votato in piena estate, è la prima volta. Presidente, le emergenze della Sicilia sono tantissime, quale mette al primo punto? Il lavoro, il lavoro, il lavoro. I nostri giovani devono rimanere in Sicilia, dobbiamo dare loro una certezza, non una speranza. E poi la sanità, una sanità, devo dirle in sincerità che ho riscontrato a livello professionale umano una efficienza notevole da parte di tantissimi medici che lavorano in situazioni veramente complicate. Abbiamo un'eccellenza professionale, dobbiamo però guardare senza pregiudizi anche al privato, perché il servizio sanitario è un servizio sanitario pubblico, se poi viene esercitato, dato al cittadino dal privato o dal pubblico poco importa, l'importante è che la spesa rimanga inalterata. E allora se una indagine strumentale dovesse, una TAC, una risonanza, dovesse costare al Servizio Sanitario Nazionale lo stesso tra il privato e il pubblico, apriamo anche al privato e tagliamo, limitiamo le liste d'attesa. Che per ora sono molto... Devo dire, non voglio parlare, non voglio dare un giudizio, non voglio esprimermi su cosa sono. La sanità, lei è entrato appunto nella sanità, è stato proprio uno degli scontri più forti fra il presidente dell'ARS Miccichè e il presidente Musumeci. Ecco, proprio sulla sanità si giocherà, diciamo, una forte abbiamo una grandissima opportunità, quello del PNR che scarica centinaia di milioni sulla nuova sanità della Sicilia. Farò in modo di vigilare e concordare col futuro assessore alla sanità, ma anche a livello collegiale in giunta, perché io, se dovessi diventare Presidente della Regione, lavorerò nella logica della collegialità delle scelte, al di là delle specificità dei problemi che sono in testa al singolo assessore, ascolterò. Perché ho imparato questo nella mia carriera politica, l'arte, la cosa dell'ascolto, ascoltare e poi decidere, mai arrivare ad una scelta in maniera prevenuta. Altro tema che vorrei permettermi di introdurre è quello dei rifiuti. È inconcepibile che il Palermo si trovi in una situazione, anche tutta la Sicilia, una situazione di insostenibilità. Dobbiamo avere il coraggio di una progettualità sui termovalorizzatori, dobbiamo abbattere le barriere architettoniche e mentali su questo tema. Dobbiamo guardare avanti con coraggio, ormai la tecnologia ha fatto passi da gigante. Anticamente abbiamo detto no al nucleare con un voto ideologico, oggi corriamo di pagare dei prezzi notevoli per i fatti noti della Russia. In Francia questo problema è stato risolto col nucleare, il governo Draghi si è attivato subito per trovare nuovi approvvigionamenti per l'energia che ci sarebbe stata tagliata, ovviamente così come è successo da parte della Russia. Così dobbiamo abbattere le ideologie del no, del no, del no. Noi dobbiamo lavorare per il sì, però il sì ragionato, riflessivo, razionale. Tra l'altro la Sicilia è un hub importantissimo, a Mazara del Vallo arrivano i gas dell'Algeria, per cui ecco, la Sicilia sta assumendo un ruolo importante. Abbiamo un gasotto strategico, infatti la Sicilia
ricopre un ruolo strategico al centro del Mediterraneo per tutti questi temi e quindi dobbiamo metterci al lavoro tutti assieme. Infatti il mio slogan è lavoriamo tutti insieme per la Sicilia, perché ripeto ancora una volta, non risponderò alle provocazioni ove dovessero esserci, io mi auguro non ci siano. Devo dirle anche in tutta sincerità che ho conosciuto l'onorevole Chinnici quando ero presidente del Senato, lei era assessore, è una persona a modo, una persona degnissima che sicuramente farà una campagna elettorale sui contenuti e non sui veleni, perché non è il suo stile, nemmeno nel mio, e quindi mi auguro che si possa parlare di contenuti, di proposte e non di avvelenamenti così, di campagna elettorale come è stata recentemente quella a Palermo nei confronti di un gentiluomo che si chiamava Roberto Galla, anche perché, concludo, questi veleni non fanno cambiare il parere degli elettori. C'è stata una campagna politica ma anche stampa contro Roberto Lagalla, che è un gentiluomo, i siciliani palermitani non hanno cambiato idea, Roberto Lagalla ha vinto con grande percentuale di consensi. Ecco, lei ha introdotto un suo avversario, la Chinnici. Degli altri due che ne pensa? Mi riferisco al professor Armao, che ha cambiato casacca da esponente di Forza Italia a vicepresidente, quindi una carica importantissima, e oggi lo vediamo suo rivale con Calenda e Renzi, e poi c'è anche Cateno De Luca. Io non do giudizi, si commentano da sé, non De Luca ci mancherebbe, ma quello che ha fatto Gaetano Armao non credo che abbia bisogno di mie valutazioni, sono fatti che si commentano da sé, non c'è molto da aggiungere. Presidente, vorrei tornare un attimo sulle grandi emergenze. Le grandi emergenze, si parla anche di acqua, lei parlava di rifiuti, ma di acqua ancora purtroppo assistiamo che in tanti comuni l'acqua non arriva o arriva dopo giorni. Abbiamo un sistema idrico bucato, cioè non si è attuata una politica di ripristino, di sistemazione, di realizzazione di nuove condutture idriche, e per cui tanta acqua l'abbiamo e tanta acqua si perde. Questa è una delle responsabilità di chi mi ha preceduto. Occorre con calma ma con convinzione attuare una cabina di regia, ma non la solita cabina di regia che fa e poi discute e non realizza, che affronti il problema idrico, perché è inconcepibile, inattuabile e non consentirò mai che in città piccole o grandi che sia manchi l'acqua. È un fatto da terzo mondo, seppur rispetto al terzo mondo per le sofferenze che vivono coloro i quali vivono in quelle terre. Terzo mondo, c'è anche la viabilità, purtroppo vediamo che le grandi città sono mal collegate, Agrigento addirittura con la strada Palermo-Agrigento è un disastro da diversi anni, nonostante i tentativi fatti da Musumeci, da Cancellieri, però noi per venire qua abbiamo impiegato sicuramente più tempo, e poi è pericolosissima ancora, insomma non si riesce a sbloccare i cantieri, e penso anche alla viabilità, all'Agrigento, mi riferisco alla mia città dove vivo da anni, è ancora senza autostrada. Questo collegamento fra la Castelvetrano e Gela, se ne parla tanto. Io le faccio l'esempio anche di Palermo-Ragusa, che per arrivare da Palermo-Ragusa si impiegano 3 ore e mezzo. Io mi batterò perché, vede, uno dei motivi della lentezza della realizzazione di queste opere sono i contenziosi, e io da ex avvocato amministrativista cercherò di concordare con il futuro governo nazionale delle procedure di contenzioso immediato che non paralizzino la realizzazione dell'opera in presenza di fallimenti, in presenza di contenziosi, in presenza di stasi dei lavori dovuti a non condivisione sulla revisione prezzi ed altro. Occorre avere coraggio su questo. Io sono animato da forte determinazione e coraggio e, come si vuol dire, non mi fermerò dinanzi a problemi della burocrazia. La burocrazia assolve dei ruoli, e devo dire che con la legge famosa Bassanini, la legge Bassanini ha dato alla burocrazia potere, lei lo sa, decisionale, e alla politica invece potere di indirizzo. Bene, io chiederò alla burocrazia di assumersi le proprie responsabilità. Chi sbaglierà però verrà rimosso. Presidente, ultima domanda. Altro cancro della Sicilia è la mafia. Molti uomini dello Stato hanno perso purtroppo la vita. La mafia l'abbiamo combattuta. Chi le parla l'ha combattuta con le leggi, perché è stato il fautore della stabilizzazione del carcere duro nel 2002, porta la firma Schifani. L'inasprimento delle norme sui sequestri del 2008 porta la firma Schifani. Attraverso questa norma i sequestri possono essere effettuati con più incisività, perché la mafia si combatte aggredendola al cuore, cioè al patrimonio. Questo è, voglio dire, il frutto del mio impegno legislativo.
che rimane alla storia naturalmente. So che la mafia non dimentica, ma non ho mai sbandierato io queste cose, ma so bene che siamo stati, grazie alla condivisione da parte del Presidente Berlusconi, lei ricorderà che in passato Piero Grasso era procuratore nazionale antimafia e a domanda sull'iniziativa di Berlusconi sull'antimafia ebbe a dire: in effetti a Berlusconi si potrebbe riconoscere l'Oscar dell'antimafia. Diceva la verità, perché queste due leggi delle quali le ho parlato portano la firma Berlusconi-Schifani e io ne sono fiero. Presidente, ritorniamo al punto del ponte sullo Stretto. Parlavamo di viabilità, parlavamo di strade, parlavamo di terzo mondo. Ecco, sul ponte dello Stretto, Presidente Berlusconi, lei avete fatto tantissimo, poi c'è stato un triste epilogo. A fine 2006, il quinquennio di maggioranza dove ero capogruppo, avevamo lasciato una situazione: progetto approvato, appalto dato in pregiro, si stava per realizzare un'opera straordinaria. Perdiamo le elezioni per pochi voti, Prodi si insedia, in 90 giorni finisce tutto, viene addirittura cancellata e messa in liquidazione la società Ponte sullo Stretto. Questi sono fatti storici, per cui meritano poco commento, non è stato voluto. Prodi, succube dei Verdi, degli ambientalisti eccetera, ha azzerato quello che noi avevamo costruito in tanti anni, questo è giusto che la gente lo sappia. Ecco, lei per la Sicilia ha fatto tanto, se brevemente ci vuole riassumere alcune cose. Beh, ho fatto tanto per il territorio, ho dedicato tanto al mio territorio, ho fatto finanziare caserme dei carabinieri, palazzetti dello sport per i giovani, tanto per la Marineo Corleone, che per me è un simbolo, perché Corleone naturalmente è una città. Ho fatto realizzare lo scorrimento veloce, una parte dello scorrimento veloce della Marineo Corleone, cioè ho fatto opere che avessero un significato per un territorio che aveva bisogno della presenza dello Stato. Presidente, un motivo in più da dire ai nostri elettori per votarla? Beh, fidarsi della mia esperienza, del mio entusiasmo, del mio diciamo, equilibrio, della mia volontà di rimanere in Sicilia. Io ho rinunziato al cosiddetto paracadute, mi era stato proposto da parte del mio partito di essere capolista al Senato, come fu 4 anni e mezzo, e candidarmi alla presidenza della Regione per poter eventualmente, nel caso di sconfitta, andare in Senato. Io ho detto al mio partito: ringrazio, ma io ho sposato la Sicilia, mi gioco la partita per la mia terra, se vinco farò il presidente della Regione, se non vinco rimarrò nella mia terra.